Volevo presentarvi un lavoro che è stato fatto con il mio aiuto, i miei suggerimenti e un carissimo amico che lavora il cuoio in maniera eccellente, la cosiddetta Nuragic Foundry, la fonderia nuragica. Volevo farvi vedere questa borsetta, veramente molto bella, e praticamente questa è una cosiddetta borsa per fare bushcraft, quindi resistentissima e anzitutto in cuoio italiano, perché io sono un sostenitore dei lavori fatti in pelle. Secondo me sono la cosa più ecologica che possa esistere al mondo. Noi conosciamo manufatti antichissimi fatti in cuoio che sono in qualche modo riusciti a resistere alla distruzione tramite conservazione in un ambiente privo di ossigeno, solitamente un ambiente imbibito, quindi ricco d'acqua. E di tutto quanto a volte rimane il metallo, a volte rimane il cuoio, però in generale è un materiale non inquinante. Ovviamente ci sono parti del processo di lavorazione che possono essere inquinanti, specialmente quando si usa il cromo, però in generale non troverete mai residui tipo di microplastiche di questa roba in giro. Ormai viene utilizzata la finta pelle e la finta pelle secondo me è la cosa più dannosa per l'ambiente che possa esistere al mondo. È un prodotto fatto in Italia con cuoio italiano fiorentino, costoso. Guardate lo spessore, questa roba dura letteralmente una vita. Io ho dei vecchi oggetti in cuoio appartenuti a mio nonno e sono ancora potenzialmente utilizzabili. Un po' duretti perché il cuoio si indurisce col tempo, quindi va ringrassato, come sapranno i collezionisti di ad esempio spade, coltelli, lame antiche che hanno magari il fodero in cuoio. E cosa contiene il kit? Il kit contiene una cintura, anche questa fatta in cuoio, in cosiddetta spalletta. Guardate lo spessore, guardate la resistenza. Questa roba, se fosse stata di poco, si sarebbe veramente distrutta. Io ho aggiunto il marchio della mia famiglia e una fibbia che è stata scelta da Sandro, che l'ha realizzata per la Nuragic Foundry. 2 rivetti, 2 ribattini. Fondamentalmente questa roba durerà all'infinito. Nel caso in cui si dovesse rompere la fibbia, staccare un ribattino, si può tranquillamente aggiustare, accorciare e continuare ad usare. Si possono fare tutti i buchi che si vuole in base a quanto uno stia ingrassando o meno, perché comunque è abbastanza grezzotta. Certo, rifinita, questa è stata lisciata durante il processo di lavorazione, ottima cintura. Seconda cosa altro abbiamo? Abbiamo la sacchetta. Sandro ha, con il suo logo della Nuragic Foundry, i 2 pugnali a sagamata che caratterizzano l'officina. Sandro ha studiato questo tipo di supporto, ha fondamentalmente realizzato questo rinforzo per la sacchetta stessa in modo che non si buchi, non pesi troppo, veramente ingegnoso, e fondamentalmente si slaccia qui, si allarga e poi si può tranquillamente controllare l'interno, magari mettere il necessario per accendere il fuoco, essendo comunque una borsettina pensata per il bushcraft. Cos'altro c'è nel set? Nel set abbiamo voluto aggiungere una vera e propria borsa in cuoio, che è la borsa in cui magari si può tenere dentro il coltello, si può tenere dentro tutto quello che può servire di dimensioni non eccessive per fare le nostre uscite bushcraft. Ci sta tranquillamente un coltello di medie dimensioni, guardate i passanti per la cintura quanto sono resistenti, doppia cucitura, guardate lo spessore, la parte frontale è decorata con questi ribattini. Per il resto una borsetta talmente tanto buona come materiale di partenza, il filo è filo cerato, quindi filo che se si scuce può essere ribruciato e si riattacca, comunque non continua a scucirsi. Cos'altro c'è? Una bella fibbia di metallo, l'accesso comunque è veloce, vedete, 2 secondi per aprirla, sempre il logo della officina qua, non so se si nota, molto carino. Come si assembla il tutto? Cintura, passante per la borsetta, tac, e infine la borsetta stessa, diciamo la sacchetta, in stile quasi medievale o antico, potrebbe passare anche per una sacchetta romana. Ecco il kit.
questo è il kit per bushcraft pensato dalla Nuragic Foundry per voi. Se siete interessati, cercate la Nuragic Foundry su Instagram, anche su Facebook, per sapere più informazioni su costi, spedizione e ovviamente customizzazione. La Foundry realizza i pezzi su commissione, ovviamente con una maggiorazione per il progetto, e soprattutto sono anche dettagli personalizzati. Volendo si possono aggiungere i propri marchi, però queste sono ulteriori cose che potrete vedere e sapere contattando loro direttamente. Spero che il video vi sia piaciuto, un caro saluto e a presto. Ciao!